c'è tutto un gruppo di nostri portavoce alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. Sono venuti perché sono stati sospesi alla Camera e al Senato per quello che hanno fatto nell'esercizio delle loro funzioni. Sono qui con noi perché oggi abbiamo fatto un'ispezione ai cantieri del Mose e l'abbiamo chiamato tour dell'onestà, e quindi io ho detto anche prima ideologicamente, in maniera ideale diciamo ai giornalisti, abbiamo cercato di concludere la campagna elettorale dove è cominciata il 4 giugno del 2014, ve lo ricorderete tutti. Il 4 giugno dell'anno scorso Orsoni è stato portato via dalla Guardia di Finanza alle 6:30 del mattino, e così assieme ad altri 37-38 illustri più o meno politici nostrani. Io ora darei la parola a qualcuno dei nostri portavoce che sono qui e che siamo ben felici di avere. Non so se vuole parlare Federico, Gianni, chi vuole? Edera Spadoni. Per acclamazione. Mi sentite? Sì, mi sentite. Ok, perfetto, io sono Spadone Maria Edera, ho 35 anni, sono di Reggio Emilia, sono venuta a dare una mano ai Veneti, così come sono stata anche 10 giorni fa sempre in Veneto, appunto per la campagna elettorale. C'è bisogno di voce? C'è bisogno di voce, perfetto. Io sono alla Commissione Affari Esteri e Comunitari e sono anche membro del Consiglio d'Europa, quindi vi potrei fare tantissimi discorsi sulle missioni internazionali, sui soldi che vengono dati alle missioni internazionali, più o meno 700 milioni di euro ogni 6 mesi alle missioni all'estero, quando invece soldi per la scuola o soldi per la sanità non si trovano, perché si sa che questi sono i salvadanai di questi governanti, delle persone che cercano di governare, provano a governare l'Italia. Ci sono tanti esempi, molto spesso ci dicono che siamo incompetenti, che non abbiamo le competenze per fare quello che facciamo, peccato che poi ci ritroviamo in commissione con emendamenti che privilegiano i diplomatici, e quindi chiaramente c'è la grillina Spadoni che alza la mano e dice: ma perché date 1,5 milioni ai diplomatici per far scorrere le graduatorie, e poi ci ritroviamo gli insegnanti che ancora sono nelle graduatorie? Poi chiaramente, come ben sapete, adesso con questo DL schifo scuola ci si ritroverà ad avere dei insegnanti di serie A e di serie B e i presidi che decideranno effettivamente chi scegliere. Questo è quello che hanno deciso di fare. E io credo che più che competenza non competenza, in 2 anni e mezzo noi, devo dire, le competenze ce le siamo fatte, perché la competenza è soltanto una, basta leggere quello che si vota, non ci vuole tanto, basta leggere quello che si vota e basta vedere, come diceva Falcone, dove vanno i soldi. Una volta che si capiscono queste due dinamiche, il tutto è molto semplice, ma soprattutto leggere. Io mi sono ritrovata la settimana scorsa in Commissione Affari Esteri, sempre appunto nella mia commissione, a parlare di atti di indirizzo europeo, un grande programma, l'Italia come vedeva l'Unione Europea e che tipo di indirizzo doveva esserci nei confronti dell'Unione Europea. Benissimo, allora c'è sempre la grillina di turno che in commissione alza la mano e a un certo punto chiede: signori scusate, ma in questa risoluzione che voi state votando favorevolmente si parla di capitalizzazione diretta delle banche da parte del meccanismo europeo di stabilità. Sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire che il meccanismo europeo di stabilità, cioè dove ci sono i vostri soldi derivati dal famoso debito che continua a crescere, però vi dicono che è colpa vostra se il debito continua a crescere, fatto sta che questi soldi che sono appunto in questo MES, meccanismo europeo di stabilità, andranno a capitalizzare direttamente le banche. Questo vuol dire che i nostri soldi andranno direttamente ad aiutare le banche. Questa cosa la Spadoni lo tira fuori e ci sono i miei colleghi che a un certo punto scendono dal pero, mi guardano e dicono: ma no, ma non è possibile che ci sia scritto questo, ma noi stiamo votando una cosa del genere, e vengono a chiedere a me effettivamente se quello che io ho appena dichiarato rientra in quello che loro stanno votando, perché lì ci sono i pigiabottoni, ci sono quelli che devono in un qualche modo devono convincere quelli che non leggono le cose che le loro cose vanno bene.
Ecco, così è andato avanti per 20 anni, così è andato avanti per 20 anni ed ecco come ci siamo ritrovati. Noi facciamo paura perché siamo persone libere all'interno di queste istituzioni e persone libere, e libere vuol dire che la Spadoni non ha dietro lobby, la Spadoni non ha dietro mafia, la Spadoni non ha dietro massoneria, non ha dietro banche, questo fa paura, avere delle persone dentro che sono libere, questo fa molta paura. E quindi chiaramente noi continuiamo ad andare avanti. Io una cosa, e qua concludo, lascio spazio agli altri, io ho capito una cosa, che non ci sono tante cose da fare o da pensare, semplicemente ci vuole la volontà politica. La volontà politica di decidere di alzare la tassazione sul gioco d'azzardo per poter aiutare a rimettere a posto le nostre scuole, la volontà politica di ritirare il nostro personale dall'Afghanistan da una missione che ci è costata 5 miliardi di euro in 10 anni e investire in altri parti, la volontà politica di fare dei tagli seri, ma dei tagli dove servono, in primis ai politici. Questi tagli devono essere fatti ai politici. Noi abbiamo fatto 1000 proposte, come ben saprete, di tagli ai politici e alle istituzioni politiche, perché costavano troppo. Noi tagli ce li stiamo facendo. Io in 2 anni ho fatto bonifici per più o meno 95.000 euro. Ecco, questa cosa io gradirei che venisse fatta anche dagli altri, perché credo che sia la prima volta nella storia della Repubblica che dei politici decidono di togliersi i soldi dal loro conto corrente e di mettere in un fondo per i microcrediti che proprio oggi è stato attivato. Quindi io concludo dicendo seguite le persone che con coerenza stanno portando avanti il programma, seguite le persone che chiaramente persone effettivamente oneste. Voi qua avete chiaramente, credo che Galan, no? Sia veneto. Qualcuno lo conosce? Ecco, se noi abbiamo un personaggio come Galan, che voi ben conoscete, che si ritrova ad essere Presidente della Commissione Cultura, ma non può venire come Presidente della Commissione Cultura perché ha gli arresti domiciliari, quindi non può venire a votare, poverino, e si ritrova anche ad essere pagato per essere Presidente della Commissione Cultura. Queste cose voi dovete semplicemente fare 2+2 e vedere dove vanno i soldi, chi ruba i soldi, chi sono i corrotti, e fare una semplice scelta e scegliere voi. Grazie. Sono Federico D'Inca, ciao a tutti, sono un parlamentare, sono bellunese. Prendo vicino a me Davide perché voglio dire a tutti che Davide prima della campagna elettorale 2 mesi fa pesava 105 kg. Quanto me adesso? Allora abbiamo avuto un problema con Davide. Speriamo che si possa terminare il 31 con una vittoria subito al primo turno con Davide Scano, candidato sindaco, altrimenti un ballottaggio potrebbe essere un problema. Lo alimenteremo nel frattempo, cercheremo di fare il possibile, ma andremo al ballottaggio con Davide Scano, quindi che Casson ci senta pure, non so dove sia in questo momento, lancia un po' il grido un po' ovunque, Casson, stiamo arrivando. L'altro non mi ricordo nemmeno il nome, ma non dovete sapere l'altro nome dell'altro candidato, perché non ci appartiene. Ottimo. Sapete perfettamente che siamo il 31 maggio non soltanto col candidato sindaco Davide Scano, ma siamo in altri comuni del Veneto e anche per la regione Veneto, con Jacopo Berti. Io credo che possiamo veramente dare una svolta al nostro Veneto, un Veneto che è bellissimo ma è maltrattato, un Veneto che ha impresa, che ha cultura, che ha territorio, che molto spesso è stato emarginato dal punto di vista culturale, spesso, e soprattutto dal punto di vista in questo momento economico, con molte persone che soffrono perché non hanno un lavoro. In tutto questo noi stiamo cercando di portare idee nuove. Noi diciamo che in questo Veneto non abbiamo bisogno di fare una TAV che costa 5 miliardi di euro, ma dobbiamo cablare il Veneto. Dobbiamo portare internet veloce, la banda larga ovunque, questo costa 2 miliardi di euro. Questo è all'interno delle nostre idee. Noi diciamo che è un Veneto che soffre di dissesto idrogeologico. Sapete
perfettamente che basta che piova un attimo e Padova è sott'acqua e Vicenza soffre. È il nostro compito riuscire a far sì che vi sia la possibilità di ridurre la cementificazione nel Veneto, di portarla a zero cemento, addirittura togliere qualcosa, perché questo è necessario. Noi diciamo che c'è un Veneto che spesso e volentieri chiede un po' di autonomia e questa autonomia si fa anche dal punto di vista finanziario. Allora noi vogliamo proporre un referendum sull'autonomia fiscale. È un'autonomia che potrebbe portare la possibilità di scegliere le voci di spesa e questo è importante. Non è come gli altri che per 20 anni, come la Lega o come altri, hanno voluto cavalcare i temi come l'indipendenza veneta o l'autonomia semplicemente per prendere dei voti. La volontà è quella di riuscire a far sì che vi sia la corretta vicinanza delle persone alle voci di spesa e questo si può fare attraverso un referendum che abbiamo già fatto in Lombardia e che vogliamo portare anche in Veneto. Noi vogliamo riuscire a far sì che vi sia questa sorta di epidemia di onestà all'interno delle istituzioni, vogliamo ridurre gli stipendi. Noi vogliamo che i consiglieri prendano 2.500 euro, come già facciamo nelle altre regioni, come già facciamo in Parlamento, e con questa riduzione, insieme a un'altra proposta di legge fondamentale che stiamo firmando, facendovi firmare nei nostri banchetti, vogliamo avere un risparmio di 65 milioni di euro. Quella proposta di legge è una proposta di legge per l'abolizione dei vitalizi, che sono di 226 ex consiglieri della Regione Veneto che ci costano 16 milioni di euro all'anno. Sono 226 privilegiati che si mangiano sulle spalle. Allora noi vogliamo portare questa proposta di legge con 65 milioni di euro nei 5 anni, fare come il Parlamento, metterli in un fondo per la microimpresa e fare partire anche in Veneto nuove start-up. Siamo il Veneto è la regione che fa impresa, che fa azienda. Noi dobbiamo riuscire a far sì che partino una nuova ondata, se così possiamo chiamarla, di innovatori tecnologici giovani, magari come questa bambina che gioca davanti a me, che avrà un futuro radioso con noi, spero, e questo noi vogliamo riuscire a far sì che possa essere fatto con i nostri soldi, con i tagli agli stipendi. Questo è un programma forse breve, ma sicuramente è un programma che può cambiare il Veneto. Ciao anche a te, ciao! Questo può cambiare il Veneto e insieme a tutti noi, quindi io vi chiedo semplicemente questo, di bussare, avete la possibilità di bussare alle porte di casa del vostro vicino, che magari, siccome il 31 maggio magari è bel tempo, si può andare al mare, dovete convincerlo che magari già il mattino o alla sera passi e che possa votare. L'astensione farà vincere sempre i soliti noti, dobbiamo portare al voto le persone, è il nostro compito. Questo è semplicemente quello che vogliamo fare. Dall'altra parte li conoscete, c'è Luca Zurlizaia, dall'altra parte che in fondo non sapeva nemmeno cosa stava facendo Galan, non sapeva nemmeno cosa faceva Galan, cosa faceva Chisso. È il nostro compito spiegare alle persone che non possono aver vissuto 10-15 anni insieme e non essersi mai accorti di nulla, che saranno dal punto di vista della magistratura politica, ma dal punto di vista etico, politico, hanno delle colpe immense ed è il nostro compito riuscire a spiegare alle persone che vi sono delle persone oneste. E abbiamo un'unica lista, non abbiamo 50 liste come gli altri, un'unica lista fatta da 52 persone che sono al primo mandato e che credono fortemente di poter cambiare il Veneto. A loro va tutta la nostra vicinanza e se possibile la convinzione di riuscire a portare qualcuno che oggi non ci vota. A voi tutti questo compito. Ciao!